Oggi un interessante convegno organizzato dalla Clinica Sant'Anna ad Agrigento che si parla di calcalosi della colecisti, un problema sicuramente interessante. Ecco, ma qual è la situazione in merito, dottore? Allora, con l'aumentare della diagnostica strumentale i casi di calcolosi della colecisti sono aumentati notevolmente. Non perché prima non ci fossero, solo che ora si sono affinate le tecniche di diagnosi, quale soprattutto la ecografia dell'addome superiore. È una patologia fastidiosa, ma può anche essere silente. La maggior parte dei pazienti che vengono alla nostra attenzione sono pazienti che hanno disturbi, le cosiddette coliche epatiche, per cui si rivolgono a noi per l'intervento di colecistectomia, che nella stragrande maggioranza dei casi viene eseguita con tecnica laparoscopica e si risolve il problema con 2 giorni di degenza. È una malattia che ad Agrigento, nella nostra provincia, insomma, che dato statistico abbiamo? Molti casi, sono parecchi casi, probabilmente legati soprattutto alla gente che fa diete. Allora, in questi casi aumenta il rischio di una calcolosi della colecisti. Ecco, per prevenzione come si può prevenire? Non so, quali sono degli allarmi? Evitando i grassi, soprattutto controllando il colesterolo, però obiettivamente c'è una certa predisposizione a fare i calcoli della colecisti e spesso sono associati ad altre patologie come l'ipercolesterolemia oppure praticamente al diabete e altre patologie. Un interessante convegno organizzato alla Casa di Cura Sant'Anna che parla di colecisti. Ecco, qual è la situazione, come sta andando il dibattito su una malattia sicuramente che nella nostra provincia è particolarmente anche importante? Sentivamo la necessità di incontrarci con i medici della provincia di Agrigento per parlare di un argomento che insiste in maniera frequente nella vita professionale di ogni medico. È una patologia molto frequente, una patologia che ha visto nel tempo modificare quello che è l'approccio sia diagnostico che terapeutico. L'approccio diagnostico, parliamo dell'ecografia e della risonanza principalmente, il terapeutico è la rivoluzione che si è avuta nella chirurgia con l'utilizzo della tecnica laparoscopica che consente al paziente di risolvere il problema con non un accesso chirurgico laparotomico, cioè col taglio tradizionale, ma con 4 foretti nella parete addominale che riescono a risolvere il problema della calcolosi della colecisti. Questo è il dato di fatto, portare un pochettino di aggiornamento e di novità in una patologia che incide in maniera molto frequente nella vita professionale dei medici e colpisce una grossa fetta di pazienti, specialmente di sesso femminile in giovane età. Ecco, che consigli dare? Prevenzione, ecco, i primi sintomi quando arrivano, insomma, come se ne accorge uno, dottore? Ma la diagnosi fondamentalmente è o per sintomi che si presentano, il sintomo classico è la colica biliare, o altrimenti sono cosiddetti incidentalomi, cioè ecografie fatte per altri motivi riescono così a valutare la presenza di calcolosi nella colecisti. Per quanto riguarda i consigli sono quelli di una dieta scarsa di grassi, evitare l'obesità e stare attenti a quella che è la familiarità per malattia, cioè avere dei soggetti in famiglia che soffrono già in maniera consapevole della calcolosi della colecisti porta i discendenti a voler attenzionare il problema perché c'è statisticamente un'evidenza di maggiore presenza di calcoli della colecisti in soggetti con familiarità.